La Sala della Ragione del Palazzo Comunale di Anagni ha ospitato la cerimonia di apertura dell'anno accademico 2021-2022 dell'Accademia Bonifaciana, con una sezione dedicata al conferimento del Premio Nazionale ed Internazionale Bonifacio VIII, giunto nel 2021 alla 19ª edizione. E oggi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021-22, daremo anche alcuni conferimenti per la 19ª edizione del Premio Bonifacio VIII che abbiamo iniziato lo scorso luglio. A presiedere questo evento sarà Sua Eminenza il Cardinale Paolo Augusto Lo Iudice, che è l'Arcivescovo Metropolita di Siena, con la presenza di Monsignor Aspanti, che è il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Le premiazioni che faremo assumono un grande valore educativo, perché le persone che vengono premiate sono dei testimoni, e per me come educatore salesiano questo è molto importante, cioè che i giovani abbiano davanti dei modelli validi che li guidano ai valori veri della fede, della speranza, dell'amore. Illustri autorità civili, militari e religiose hanno partecipato alle cerimonie di conferimento del Premio Bonifacio VIII, un riconoscimento assegnato per la cultura della pace, organizzato dal rettore e presidente dell'Accademia Sante De Angelis e dal presidente del comitato scientifico Monsignor Enrico Dal Covolo, in collaborazione con il responsabile del comitato organizzativo del premio Mario Di Stefano, e da tutti gli accademici, e che ogni anno porta nella città dei Papi personaggi del mondo politico, religioso, civile e militari insigniti del prestigioso riconoscimento. Un onore chiaramente per me ricevere un premio da questa prestigiosa accademia, un premio ovviamente che va dedicato in effetti a tutti coloro che hanno fatto degli sforzi per portarci fuori dalla pandemia. Ne ricordo poi di coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta più, come esempio moltissimi miei colleghi, oltre che chiaramente i cittadini italiani che sono deceduti in questa tragedia. Ne stiamo venendo fuori bene, molto meglio di altri paesi europei, questo grazie alla vaccinazione e grazie al Green Pass. Sono stato piacevolmente sorpreso di poter ricevere questa onorificenza, che per me è veramente un onore. Tra l'altro è dedicata alla pace, è una questione secondo me fondamentale di questi tempi, dal momento che viviamo in un periodo molto difficile, usciamo da una pandemia che in certi casi ha diviso il paese, e secondo me rincontrarsi in manifestazioni del genere può significare tanto, soprattutto per quello che dobbiamo trasmettere agli altri, ai cittadini italiani. È un momento di pacificazione generale, che le istituzioni possono fare il loro lavoro, di stare sempre più vicini grazie anche al lavoro e ai valori che vengono trasmessi dalla Chiesa. Io penso che tutto questo si sintetizzi perfettamente in questa manifestazione. Alla nazione ci si dona con amore, senza volere nulla in cambio. La nazione è il ricordo di tutti i nostri combattenti che si sono donati senza avere nulla in cambio. Ecco, quella è la strada che dobbiamo seguire. È un mutuo soccorso forte, saldo, che ci ha tenuti insieme nelle difficoltà della guerra, nelle difficoltà della miseria, e quella stessa radice di mutuo soccorso ci farà andare avanti nell'Europa nuova, verde, di tutti i cittadini. Una serata importante in un contesto prestigioso. Ricevo a nome di tutto il personale del 41esimo Reggimento Corps de Nons di Sora il Premio Internazionale Bonifacio VIII, un premio che dedico a ciascun militare di ogni categoria e grado del reggimento che ho l'onore di comandare. Il 41esimo Reggimento IMINT Corps de Nons è un reggimento che nella sua specificità svolge attività di sorveglianza del campo attraverso la valorizzazione delle immagini, attraverso l'impiego di droni e quindi di sistemi radar volanti e terrestri. E valorizzazione vuol dire andare al di là, quindi individuare ciò che c'è all'interno dell'immagine attraverso l'analisi e lo studio dei dettagli. Valorizzare significa trarre delle conclusioni, fare dell'immagine un elemento che dia significato a ciascun dettaglio ivi presente.
Sicuramente ciascun militare del 41esimo Reggimento sarà orgoglioso di ricevere questo premio e sarà in grado di valorizzarlo e quindi di conferire allo stesso il giusto valore. Grazie al Presidente De Angelis e grazie all'Accademia Bonifaciana.